Dalle piccole sagre di paese alle grandi manifestazioni articolate di promozione all'enogastronomia del territorio. Non c'è momento di festa o di semplice aggregazione in Veneto che non passi dal coinvolgimento delle pro loco presenti in regione. A fare un bilancio dell'ultimo periodo di attività ci ha pensato la tradizionale assemblea annuale organizzata in questo 2016 a Longarone, che ha visto riconfermare per un altro mandato quadriennale il presidente Giovanni Follatore. Nonostante la crisi, la difficoltà nel reperire fondi, sono stati tanti progetti di ampio respiro realizzati dall'Umpli Veneto. È emerso proprio in questi momenti di crisi il valore del volontariato, di chi lavora anche senza risorse o con poche risorse per la propria comunità in maniera disinteressata. Le Pro Loco in questo sono state protagoniste e noi soprattutto come Pro Loco Veneto, in abbinamento con la Regione Veneto, abbiamo portato avanti diversi bei progetti di valorizzazione del territorio, delle tradizioni. Parlo di Gusto Veneto su tutti i prodotti enogastronomici. Presentiamo oggi un progetto Cucina alla crisi e quindi siamo andati a riscoprire le ricette dei nonni, le ricette povere che in un momento così di crisi possono ritornare, ma è anche un recupero delle tradizioni, e dopo spettacoli di mistero con il recupero delle tradizioni orali dei nostri territori. E soprattutto poi un altro fiore all'occhiello di cui noi ci teniamo molto è il progetto sull'identità veneta con le scuole, dove coinvolgiamo quest'anno 183 progetti presentati dalle scuole del Veneto in un concorso dove si va a recuperare quello che è la storia, le tradizioni del Veneto, del nostro territorio. Riunite in 41 consorzi, le 537 Pro Loco Venete sono motori instancabili di iniziative di promozione turistica e lavorano spesso in sinergia con la Regione. Assieme all'Umpli stiamo svolgendo iniziative importanti, penso a ciò che stiamo creando con le ipovie nel Veneto, tutto il lavoro fatto con le IPT o gli cosiddetti IAT, gli uffici di accoglienza turistica sul territorio, dove alcuni sono gestiti proprio dalle Pro Loco, e assieme a loro abbiamo dato anche un'immagine coordinata di tutta la regione per far sì che insomma, il turista quando viene nel nostro territorio e va in un ufficio piuttosto che un altro veda che c'è un layout uguale per tutti e quindi insomma, capisca cosa ha di fronte. Ringrazio tutti gli operatori, perché ricordiamoci che questa è gente che non viene pagata ma che fa volontariato e senza la quale noi soprattutto in questo 2016 che siamo anche in difficoltà finanziarie saremmo appunto andati molto in difficoltà se non avessimo avuto il loro supporto. Sono una forza vitale le Pro Loco e ricordiamo che un Veneto su 5 fa volontariato a vario titolo. E quindi questa è una potenza che abbiamo sul territorio che è eccezionale e ci consente di far fronte a tutte le situazioni, fra cui anche la promozione del territorio fatta con una rete che in ben poche altre realtà d'Italia c'è. Nel corso dell'assemblea c'è stato spazio anche per un momento di solidarietà per la Pro Loco di Refrontolo in provincia di Treviso, dove 2 anni fa una festa privata finì in tragedia per via del maltempo. Ora il presidente Walter Scappol e tutto il CDA di quella Pro Loco, che avevano prestato attrezzature ai volontari, sono coinvolti in una causa civile e penale. Una colletta indetta tra i soci di tutta la regione ha raccolto quasi 50.000 euro che saranno usati per pagare le spese legali del processo. Il tema della responsabilità personale dei volontari è molto sentito. Le Pro Loco chiedono nuove regole, chiare e condivise, per l'organizzazione di eventi. La sfida che a me piacerebbe affrontare in maniera forte è un accreditamento forte delle Pro Loco, e soprattutto ci sono dei problemi che devono essere risolti e sui quali noi ci batteremo in maniera forte, perché nell'organizzare tutte le nostre attività, tutti i nostri eventi, noi vogliamo arrivare a una normativa specifica per tutte le manifestazioni temporanee che oggi non esiste in Italia, una normativa che tutela chi partecipa ma tutela anche chi organizza. Non possiamo essere in balia di un funzionario qualsiasi che inventa regole da mattina a sera. In questa prospettiva molto ci si aspetta dalla riforma della legge 4 del terzo settore. Dovrebbe essere fatto un albo nazionale unico e noi ci aspettiamo che anche su certi trattamenti che impongono alle Pro Loco, anche nell'allestimento di sagre eccetera, le stesse cose che hanno anche i professionisti del settore, noi siamo pienamente d'accordo per quanto riguarda alcune cose, ma per tutto quello che riguarda gli aspetti burocratici eccetera, diciamo che c'è uno snellimento necessario.
Questo, diciamocelo francamente, sarebbe necessario anche per i settori non volontari. Ecco.